Michelino Laurenti è uno dei massimi esperti mondiali di carcinoma mammario. Grande spazio ha avuto questa neoplasia evidentemente in questo 27° congresso nazionale di IOM. Si è parlato anche dell'importanza dei test genomici che possono evitare in quelle pazienti eleggibili la chemioterapia. Michelino, un tema scientificamente ormai dimostrato in tutte le salse l'utilità di questi test nelle pazienti eleggibili. È importante che questi test vengano inseriti nell'EA. Sì, è importante perché non si capisce perché per una cosa tanto fondamentale per le nostre pazienti bisogna per forza come dire, far riferimento a un fondo speciale che per quanto sia stato un avanzamento grandissimo che ci ha consentito finalmente di usare questi test nella routine clinica, rappresenta comunque quasi come una sorta di eccezione rispetto a quella che dovrebbe essere una regola. Quindi io sono fortemente convinto che la rimborsabilità debba essere prevista nell'EA. Poi sappiamo che il fondo è plafonato a 10.000 donne e alcuni studi epidemiologici suggeriscono che potrebbe essere non sufficiente. Ci sono studi che in qualche modo stimano una potenziale platea per questi test intorno alle 16.000 donne, quindi un 60% in più di quella che è l'attuale disponibilità. Tenerlo nell'EA sarebbe la cosa più normale che francamente ci consentirebbe di gestire in maniera molto più tranquilla e molto più serena questo test fondamentale per le nostre donne col tumore al seno. Quanto è importante, vi credo, poter dire ad una paziente non deve sottoporsi alla chemioterapia, anche psicologicamente? Ma ha un impatto fondamentale. Sappiamo che il terrore di qualunque donna si ammali col tumore al seno è quello di dover fare la chemioterapia. E questo è in parte giustificato dagli effetti collaterali della chemio, ma è anche legato soprattutto all'alopecia, al fatto che una persona che fa la chemio viene immediatamente identificata come tale e questo contribuisce a rendere ancora più pesante il carico emotivo legato già alla diagnosi di aver avuto un tumore al seno. Ma al netto di questo, che gli effetti collaterali poi magari cambiano a seconda del tipo di chemioterapia, un aspetto fondamentale è che la chemioterapia, essendo stato uno dei primi trattamenti prescritti nel tumore al seno, veniva prima prescritto praticamente sempre senza cercare di comprendere a chi servisse e a chi non servisse, e questo ha indotto un elevato, noi lo chiamiamo tecnicamente overtreatment di alcune pazienti, cioè pazienti che non necessitavano della chemioterapia l'hanno fatta semplicemente perché non avevamo gli strumenti per capire se in quella specifica situazione ci avrebbe dato una mano oppure no. I test genomici rappresentano un avanzamento fondamentale in questa direzione, che è proprio quella della personalizzazione del trattamento, e ci consentono di evitare a molte donne, alle quali invece avremmo prescritto la chemioterapia senza il test, di evitare appunto un trattamento inutile. Questo secondo me è un avanzamento fondamentale.